Santissima Trinità è un altro caso di eccellenza. In Sardegna ce ne sono molti, eccellenza in termini di personale medico e infermieristico, ma eccellenza anche con riferimento a quelle che sono le strutture. Ha già formato oggetto di una profonda revisione e ristrutturazione dei reparti. Abbiamo nell'immediato un altro ammontare molto significativo di risorse, perché sono più di 50 milioni di euro che stanno per essere spesi proprio per completare questo ammodernamento. È un ammodernamento che mira soprattutto a quelle che sono le attrezzature diagnostiche e interventistiche e consente di far sì che questo sia un polo per acuzie sempre più specialistico e in qualche modo che quelle eccellenze vengano consolidate e ulteriormente sviluppate. E non solo per la chirurgia ma anche per le altre terapie, certamente per l'interventistica anche, ma in qualche modo diventa un polo multispecialistico dove si trattano le acuzie e che quindi poi vengono smistate sugli altri presidi. Una conferma della situazione certamente di eccellenza delle risorse umane e materiali, ma le visite servono soprattutto per fare il punto con i medici, per rendersi conto direttamente di quelle che sono le situazioni, le criticità e insieme a tutti i primari vedere di fare il punto della situazione per raccogliere anche eventuali suggerimenti per continuare verso questo percorso, che è un percorso che poi in ultima istanza è calibrato a misura del paziente e del cittadino per dare una risposta a una esigenza fondamentale che è quella della salute. Le risposte ci sono, anche l'incontro di oggi con i primari ha certificato questa situazione, un ottimo rapporto di buona, ottima collaborazione e un percorso soprattutto di crescita comune.